Raga, questa immagine dice tutto, c'è il derby. Bella raga, un saluto dal comandante veneziano. Mi presento così, in un modo un po' curioso. Van Basten, Maicon. Inter-Milan, partita da vincere assolutamente. Dobbiamo distruggere quelli là. La voglia di vincere, la paura di perdere. Una è di troppo. San Siro, Milano, il derby. Vai. Ok. Di mettere solo Calabria, se teniamo il titolare. Loro hanno Ronaldo, Maicon delle leggende, Zanetti no. Ronaldo fa leggermente paura. Raga, questa ce la godiamo tutta dopo 3 pareggi su 3 partite. Ho bisogno della grande prestazione. Siamo interelati, se non facciamo almeno 4 punti, secondo me il buon Arrigo Sacchi rischia anche il licenziamento. Ok, vai. Lo dicono quasi tutti, anche quelli che ne hanno giocati tantissimi in giro per il mondo. Il derby a Milano è un'altra cosa. Ecco, Forse che bello che è perché in una Carecci. città sola ci sono due squadre ricchissime di storia che giocano nello stesso stadio. Paquetà. Non è solo una stracittadina. Bravo Paquetà, Questa la dà Ruud partita, Gullit. spesso nella storia del Che calcio, dura che è, ha raga, voluto che dire dura. lotta per il titolo. Oddio, Appassionati Ronaldo di fa calcio, leggermente paura, che se ne abbiamo al derby della dei super madre. campioni. Pendolino. Oggi lo stadio è decorato a Gullit. festa con i colori nero-azzurri e non è certo una sorpresa. Bravo Gullit. I Non basta giocatori Mosceva, forgiano l'uomo la che ha segnato più propria gol nei leggenda nelle derby. cronache di queste due società sull'incudine del derby. Parti sempre E 1-0 forse con Sceva più nei di tutti derby. gli altri in Italia alimenta l'immaginario collettivo Deve di un sbloccarsi popolo. anche Sì, Fabio, San Marco il Van derby della Basten però, Madonnina è per definizione Andri. la gara più imprevedibile dell'anno. È difficile da pronosticare perché il momento che c'è... Questo è fallo, non ha Fallo dubbi. inesistente. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Addirittura, questo Dovrà fare fallo molta qua. attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. No. Mario! Francutto ce la fa, Cafu. Bravo donna. 3 pareggi su 3 finora per questa squadra, solo 3 punti conquistati sui 9 Grazie, disponibili. Careccia. Proprio entusiasmante come inizio. Brozovic vuole la profondità, passaggio sulla destra, Occhio. Ottimo Francuzzo. può crossare, Ottimo Francuzzo. cross verso il centro dell'area. Donnarumma c'è. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Che Bravi. sì. Rijkaard. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Mamma mia ragazzi, livello massimo, è veramente durissimo, puttana. Fallo netto. Veramente ho perso la nessuna mano da esitazione morire. da parte del direttore di gara. Non posso non fare 3 punti oggi. È qua che deve ripartire il campionato, deve cominciare qua. Gagliardini mette la palla in avanti, si libera la grande. No. Samoa, la gioca No bassa. Ronaldo, no, non farlo girare. E hanno sfiorato il gol. Davvero Mamma di mia, poco. fenomeno. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Rinvio di Donnarumma o Donnarumma, Van Basten. Niente, però c'è che sì. Ma perché sbagliano Brozovic, tutti chi i la scorsa passaggi? partita ha realizzato l'assist del gol del pareggio. La mette sulla sinistra. Non capisco Palla fuori sinceramente misura. perché ogni passaggio a centrocampo un po' forzato, leggermente sbagliato. Vaffanculo, dai Gullit. Gioca una palla lunga. Van Gullit sul Basten, pallone. Gullit Cerca un vede compagno. Sceva. Prova la giocata Sceva la nello da Van spazio. Basten, ma Van Basten ha Godin fatto si è troppo fatto lento. trovare Però pronto. ragazzi, cioè, Il stiamo parlando di portiere la Cine di calcia Utrecht, il lontano. più grande numero 9 della storia. Joao Mario. La gioca sulla destra. Interessante azione sulla fascia destra. Attenzione che Andrea Ronaldo, gol gol. Ronaldo. Mamma mia. Ottimo tentativo. Si ma sta non andando trova di lusso, primo È andato tempo, molto vicino. solo Un'ottima occasioni conclusione. Inter. 2 di Ronaldo, alla terza ci punisce. Già un miracolo che ne ha sbagliate 2, Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore Raga, libertà nella sveglia. gestione del pallone. Ronaldo alla terza occasione. Tiro. Palla che è uscita di un soffio Joao sulla Mario destra. sbaglia. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Cafu. Molto male. Sembra che ha vinto la Supercoppa, almeno abbiamo un trofeo, ce l'abbiamo. Un intervento Ma pulito, vedi, gran giocata di sul pressione. centrocampo non riesco a fare Fallo niente, è un anche centrocampo piuttosto devastante. evidente, per la verità. Che sì. Contrasto Gullit, riuscito, l'arbitro lento non Gullit, fischia. recuperano sempre loro, Dio santo.
Va Arbitro bene. che fischia la fine della prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara Secondo nella seconda tempo. parte. Ma stiamo Partita giocando deludente, malissimo. praticamente nessuna conclusione. Sicuramente merito alle difese, ma anche poca capacità di creare Non azioni riesco a tenere pericolose. palla. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. E iniziano i secondi 45 minuti. Il Milan avrebbe potuto tranquillamente chiudere il primo tempo in svantaggio. Sì. L'allenatore non può essere soddisfatto della prestazione. Ogni Ora tanto vediamo un se è commento riuscito a dare giusto. la sveglia ai suoi giocatori negli spogliatoi. Dai, Fioi, dai, cazzo. Opportunità di ripartire. Rijkaard. Niente, non passa nulla. Tocco preciso. Riceve un pallone Sheva. interessante. Occhio, può andare. L'Inter riesce a uscire da una situazione Non riesco che può neanche a sembrare tirare, mi fermano Guaco sempre Samuel prima. È stato provvidenziale, ha fatto l'unica cosa Paquetá. possibile e l'ha fatta Paquetá. bene. I compagni devono Van ringraziarlo. Basten. Van Basten. Se ne va. Che sarà che sì. Arriva sulla palla, interrompe l'azione. Non posso Ecco fare un passaggio Ronaldo. forzato. Joao Mario. Cercano l'azione Capisco il veloce. perché. Brozovic. Ecco Perisic. Ottima pressione la sua. Bravo Va Rijkaard, recuperato. bravi. Qua ha fatto una gran cosa Rijkaard. Sheva anche Sheva. Buon lancio. Bella apertura. L'Inter si la cava Come anche con un cazzo pizzico fanno a di prenderla fortuna. sempre? Dio Grandissimo. madonna, mi sto nervosendo ai Ottimo massimi. intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Cafu. Ha evitato un gol sicuro. Palla in avanti verso il compagno. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Rijkaard vede Marco. E c'è una palla Rijkaard di- vede Marco. Riceve in Ma non ottima deve crossarla, posizione. però basta, attenzione, Sheva. Non ci credo. Libera tempestivamente. Cioè, ma riescono sempre a prenderla in cioè. Mettiamo Piontek. Saranoglu. E Biglia, mamma mia. Vabbè. Non capisco però perché riescono sempre a fregarla, sempre. Cerca di lanciare il compagno. Sempre, riescono sempre a arrivare prima. Maldini. In questi casi difendere Varese. con tanti uomini in mezzo è una buona Cafu. idea, Luca? Sì o no? Rijkaard è Orientativamente sempre che... sì. No vabbè, Il cioè. rischio è che portando tanti Non è uomini umano. in area, inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo per esempio ti può capitare di restare scoperto sulla tre quarti. Rona, parata di Donnarumma. Cioè non è umano che riescano Ottima sempre a parata del fregartela. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Si è staccato un po'. Brutto segno, non sembra poter tenere il ritmo. Qualcosa non va. Gagliardini Sì, non mi sta è bene. sembrata una fitta improvvisa, speriamo non sia Entra niente il di ninja. grave. Pare riesca a continuare, speriamo regga. Noi rischiamo il quarto pareggio, Calabria. La perde benissimo, bravo Calabria. Cafu. Stanno provando a cambiare Sheva. il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo Pion, encomiabile. niente, no, non c'è possibilità. Brozovic. Io spero siano le Cerca partite spazio. iniziali, Cerca non lo lo so, spunto. ma mi fa strano che non riesco veramente a fare un'azione con... Dai Saranoglu, Stanno dai. giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Çalhanoğlu. Gullit sul pallone. Il Milan Ma cerca porca... disperatamente No vabbè, di cioè non gettarsi posso fare un davanti, passaggio, potrebbe Dio essere l'ultima povero! occasione della partita. Lancio lungo del portiere. Pallone intercettato. Intervento davvero Saranoglu. provvidenziale. Scusate, Ora ma... Gullit vuole la profondità. Niente. Niente da E fare. c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida. Siamo contro la Lazio, ma non so più cosa dire, mi sta salendo il nazismo più acuto, cioè... non so che fare, la squadra non gira, la squadra non gira. Abbiamo Krunic. No, anzi, mettiamo Jack. La difesa deve riposare. Facciamo riposare un po' la difesa. Sì, proprio facciamo un turnover, guarda. A parte Sheva perché Piontek è morto, vai. Non so, 4 partite, 4 pareggi, mai successa nella mia storia. Ma quello che mi fa imbestialire è che non riesco a fare i passaggi, cioè... Veramente vanno a 100 all'ora gli altri. Boh.
La Lazio è prima, ragazzi, in Buonasera a classifica. tutti e benvenuti. Le squadre in campo hanno già completato la Vai. rifinitura e manca ormai pochissimo al fischio d'inizio. Vediamo se Non riusciamo a ci fare sono c'è novità un degli gol in ultimi campionato in minuti 4 riguardo alle partite. formazioni, ma vi aggiorneremo in diretta Quindi sono anche anche nei grazie peggiori al incubi supporto con una squadra dei così. nostri inviati a bordo campo. Le condizioni atmosferiche per la verità non fanno ben sperare. È prevista Dio pioggia, santo. ma per il momento il tempo sembra ancora reggere. Dai, I raga. tifosi della Lazio sono famosi per il calore e non perdono Leao. occasione per dimostrare questa Ecco. passione. 4 vittorie consecutive. Oggi sono a caccia del quinto sigillo. Sì, 4 sembra che vittorie di abbiano fila, trovato bravi. la quadratura del cerchio nell'ultimo Devo periodo. togliermi Ho FIFA il dalla sospetto testa. che molti addetti ai lavori diano per scontata la loro vittoria di oggi. Sono in un momento di grazia e in questo momento Donnarumma potrebbero per battere Jack. chiunque in una partita secca. Sarà un test interessante, Suso. non c'è dubbio. La partita è già cominciata. Leao. Bravissimo Leao per Jack. Jack. Vaffanculo, con tutti i campioni mi segna Jack. Prima rete per il Milan. Bravo Jack. Grande assist di Leao. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Bonaventura apre il conto dei gol per questa stagione. Bravo Jack. La Lazio parte male, deve già rincorrere. Cerca No. spazio. Intercetta il passaggio, pericolo. Mamma mia. Bonaventura. No, sti Ora errori. Savic la gioca sulla destra. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Mamma mia, segniamo col contagocce. Ecco Luis Alberto. Vuole la profondità. È riuscito No. a passare. Che Luis buco. Alberto. Mamma mia. Grazie. La sua conclusione Grazie, manca Luis allo specchio Alberto. della porta. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale. Meno male che almeno in procurandosi una difesa grande teniamo occasione. botta per il momento. Cioè, comunque abbiamo preso pochi gol in queste 4 partite. L'unica cosa positiva. Nedved la gioca in profondità. Casedo sul pallone. Aia. Dai, fioi, dai, madonna. Solo la Lazio gioca adesso. Che sì. Devono pareggiare e fanno Leao. bene a prendersi qualche Bravo, rischio Leao. anche i difensori per accompagnare la manovra. Pressing asfissiante della Lazio. Devono cercare di essere più concreti se vogliono Vai recuperare. Ciala, dai. Cialanoglu. Cialanoglu. Cialanoglu! Il portiere si oppone. Radu riesce a Giocano bloccare. meglio i giocatori del Milan che le leggende. Krunic. Calabria. Pallone in Andri. salta e colpisce di testa. Tutto bello, ma la Dai, conclusione fischia, andiamo a non va casa. segno. Il Milan ha portato tanti uomini in 3 punti d'oro finalmente, L'arbitro dice che può bastare, vaffancuore. fischia la fine della gara. Raga, siamo contro l'Olympiacos, seconda giornata dell'Europa League. Questa bisogna vincere dopo la sconfitta beffarda della prima con la Steaua Bucarest. Quindi, cioè 2-1 abbiamo perso. Se vogliamo passare il girone dobbiamo fare una gran partita. Dobbiamo mettere in moto la macchina rossonera. Vai. Non è stata una partenza ideale, diciamo così. Hanno steccato alla prima partita. Ok. E anche se siamo ancora all'inizio della Tanto la prima vittoria in campionato proprio contro la prima. Oggi sarebbe benvenuta se Sceva. vogliono evitare di finire nei guai. A pochi minuti dal fischio d'inizio la tensione è palpabile perché sanno che Van Basten. sono nella posizione... Gol, subito, si sveglia il cigno di Utrecht. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Grande Ha impattato Marco. il pallone alla grande ed Grande è riuscito Marco. a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Finalmente, cacchio. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. E adesso voglio spettacolo puro a San Siro. Valbuena. Teo. Vai Teo. E passa. Cerca un compagno. Marco Van Basten, il cigno di Utrecht. La mette in mezzo, peccato. Ottimo disimpegnio, fondamentale. Krunic. Palla riconquistata immediatamente. Bello Krunic, Ci è bravo. mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore ha Paolone. trovato il tempo giusto. Bel duello. Raika, niente. Raika proprio non so. Si fa trovare sulla Hanno traiettoria. fatto... Tirare. Altra chance. Mamma mia che culo. Mamma mia che culo.
Quanti errori però. Tutte e due le squadre hanno optato per Entra Leao, esce Sheva. Stanchissimo, Tacciaranoglu per Rijkaard morto. E Krunic esce per prova a Biglia. scavalcare la difesa con il pallonetto. Ma Si la prova. dormita. Tiro lento, non può creare problemi al portiere. Un errore che a questi livelli... E non l'avevo passata là però Donnarumma. A 2 passi dal bersaglio. Cerca spazio. Passaggio intercettato. Bravo Francuzzo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi Bravo qualche Leao, ragazzi. rischio Leao anche i comunque difensori gioca, per accompagnare Qua, la manovra. per non buttarla fuori. Ho fatto un passaggio della... Prova a passare con un pallone profondo. No, bravo Donna ancora. Sta salvando il culetto Donnarumma, Del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Trova il compagno in buona... Occhio alla conclusione. Bravo Baresone. È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. Questo potrebbe rivelarsi un momento fondamentale della partita. Avevano davvero bisogno di quel gol. Stiamo attenti, adesso non commento tanto ma sono concentrato. Ai ai ai, gol gol. Colpire di testa. Un'occasione davvero sprecata. Una parata determinante. Sapeva di doverla No, fare in spera, questo ma momento e perché l'ha mi fatta. sbagli sto passaggio, Biglia? Valbuena. Devono buttarla in aria e sperare. Prova la giocata nello spazio. Bravo Teo. Hanno già E la riconquistato perde palla. Teo. L'arbitro non ha dubbi. Lenti, calcio sono di punizione. lenti siamo. 89esimo, ti prego, no adesso. C'è il colpo di testa. Ancora Donnarumma. Man of Senza the pensarci match. due volte. Leao prova a andarsene, meno male, un altro 1-0, dai, pian pianino stiamo cominciando a crescere. Ma che fatica. E che ci spariamo l'ultimo, poi vediamo le classifiche. La classifica dell'Europa League possiamo vederla adesso, siamo tutti a 3 punti, ok. Beh raga, contro il Torino gioca Piontek al posto di Sheva, un po' affaticato, Biglia perché sì, e Rodriguez per Teo e Hernandez. Sheva oggi lo facciamo riposare, però facciamo fatica, ma porco zio basta! Niente, oggi proprio ce l'hanno con me. Vai, Milan-Torino. Devo continuare la striscia di 2 vittorie tra campionato e Che coppa. condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Vai. Temperatura gradevole. Niente E voglio magari un gol di leggera Gullit se brezza possibile. che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Voglio la goleada. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima E subito perfetto Cafu. per giocare a E subito calcio. Cafu. Clima che si La premiata riflette ditta anche Cafu Van sull'atmosfera Basten. del Ma va cagare. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. San Siro, roccaforte storica del Milan sin Paquetá. dal 1926, è adornato da cima a fondo con Non i ci colori credo. rossoneri. Nel frattempo la gara è iniziata. Dai che se li pressiamo sbagliano. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lungo passaggio in avanti. No, Costringe Cafu, l'avversario al brutto fallo. questo. Ed ecco che arriva il Monito. primo Ora Maldini che tentativo si della incazza. gara. Baselli la mette in mezzo. No, Parata di Donnarumma. meno male che c'è Dolla. Intervento del portiere. Qui è stato bravissimo, questa è una grande parata. Calcio d'angolo battuto Baselli, corto. Bremer. La butta dentro. Palla intercettata. Roba nostra, Paquetá. Bravissimo Paquetá che se ne Cerca va. a fondo, palla al piede. Cerca spazio. Passaggio Paquetá in per avanti nello Piontek, spazio. non so come Riceve va arriva il passaggio. Chris. Grande occasione ma palo. Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per il tempo. Palo di Piontek. Che palo di Chris. Zazza. Rodriguez. Il Torino Gullit. ha un piano di gioco tutto sommato. Van Basten, Sì, bene per Fabio, Rodriguez, semplice buona ma azione, efficace. ancora Van Basten. Se hai gli uomini giusti in mezzo, cercare Bravo il cross è prevedibile. sempre una buona idea. Maldini. Bello sto passaggio. Zazza. Cafu è dominato fisicamente.
Prova a passare con un pallone profondo. Baresi, ti prego, è tua. Aia. Grande occasione. No. Mi sembra abbia accentuato un po' troppo la caduta. Il direttore di gara però ha fischiato a suo favore. Penalty concesso, diciamo che era evitabile. L'azione irregolare Ma c'è, che cazzo secondo di l'arbitro. rigore è? I giocatori vogliono Dai, negoziare della Romania in 44 in qualche Supercoppa, modo, lo pare anche a non Iago c'è più niente Falché. da fare. Ed è un'altra parte di Donnarumma. Quinto rigore parato in stagione. Pazzesco Doveva Donnarumma. sfruttare meglio questa grande occasione. Pazzesco Prova la Donnarumma. giocata nello spazio. Il direttore Donnarumma di gara fenomeno. decreta un calcio di punizione. Baselli ha monito, cosa ha fatto Donna? Biglia. Biglia. Entriamo Krunic. negli ultimi 5 minuti. Krunic. del- Prova la botta, pallone. Krunic. Fuori di poco. Il pallone esce di un'inezia. Partita difficile. Un bel tiro di Krunic però. Dai di rabbia, Paquetá. Vai Pache. Vai Pache. Vai Pache. La mette in mezzo. Lunga, Non c'è lunga, nessuno. lunga, troppo lunga. Leao. Proviamo così. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Manca Bravi. poco. Dai, recuperiamo palla. Dai, un erroretto, dai un po' di fortuna. Lancio lungo del portiere. Baresi, Ben roba fatto, tua, bravo. intervenuto quando Jack, c'era bisogno di lui. Suso. Biglia. E Biglia, cioè sono lenti i focoli forti, Prova pensa a Biglia. verticalizzare. Cercano un'azione veloce. Jack. Piontek. L'azione si Ma sta perché facendo porco zio pericolosa. sbagliano Ha preso tutti questi bene il tempo e si è passaggi? messo in mezzo. Perché? Il portiere la calcia lontano. Stanno Paquetá. giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Vuole la No. profondità. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Dai che sbaglia. Bravo Leao, almeno ci mette il cuore Leao. Izzo. De Silvestri. Però, ennesimo Zazza. pareggio. Yuhu! Niente raga, C'è per il momento voto va del così. pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Per il momento Ottima va così. prestazione da parte delle due difese, finita Proprio 0-0, non poche opportunità gira per gli nulla. attaccanti. Non gira nulla. Raga, proviamo la Coppa Italia, sinceramente provo a simularla, speriamo bene. Vedi, Cagliari Milan 1-5. E speriamo che si sblocchino così, dai. Il primo turno di solito lo simulo sempre. Adesso vi perdo 6-0. 7, sì, 7-1 nel complessivo, perfetto. Prossimo turno siamo contro il Venezia, bella. Ottimo. Buono raga, prossima partita Europa League contro la Z Alkmaar, che non è un dentifricio. Raga, siamo in difficoltà, se le simuliamo probabilmente ne vinciamo tantissime, ma per il momento va così, ma sono fiducioso che possiamo assolutamente migliorare. Sappiamo che la Master nei primi 6 mesi, diciamo che i primi 3-4 mesi, ecco, non volevo essere esagerato, sono veramente difficili. Raga, sono il comandone veneziano. Ciao!